Sono le 12 in punto e noi siamo qui con Focus TG anche oggi per tenervi aggiornati. Buongiorno da Alex Giuliano e Sharon Di Carlo. Iniziamo oggi a parlare di quello che è il nuovo assetto di regole e di questo progressivo ritorno, Sharon, alla normalità, perché è cessato lo stato d'emergenza, quindi parleremo di questo, ma come sempre tanta cronaca, tanta attualità, degli approfondimenti molto interessanti, perché nella parte finale del nostro Focus TG avremo ospite un esperto in tradizioni, usi e costumi veneti, quindi abbiamo un po' di tutto, però come di consuetudine, Sharon, apriamo con la cronaca. Sì, e andiamo a Vicenza, perché ieri nella notte è andata a fuoco una palazzina nel centro della città. Vediamo. Paura in centro storico a Vicenza ieri sera per l'incendio che si è sviluppato nella mansarda di una palazzina in corso Fogazzaro, che è stata evacuata. L'allarme è stato lanciato verso le 22. Apprensione che le fiamme sprigionate al quarto piano dell'edificio nei pressi di Piazza San Lorenzo potessero propagarsi ai tetti delle abitazioni affiancate e all'intera struttura. Immediato l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco, intervenuti con 22 uomini, 3 autopompe, 2 autobotti, 2 autoscale e 2 mezzi di supporto. L'intervento massiccio in forza ha permesso di circoscrivere l'incendio. Le operazioni sono terminate alle 3:30. Al vaglio dei pompieri ora le cause dell'innesco. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Lo sapete, il nostro è un ping pong di notizie dal territorio. Ora ci spostiamo a Treviso, Alex. Ci spostiamo a Treviso perché ancora nessuna notizia della donna scomparsa. Continuano le ricerche di Antonella Bortolato, la 67enne di Silea, che ieri si è allontanata da casa facendo perdere le proprie tracce. Vediamo. Nella serata sono arrivate ai carabinieri almeno un paio di segnalazioni, ma purtroppo le verifiche hanno dato esito negativo. Ancora nessuna traccia di Antonella Bortolato, 67 anni di Silea, la donna che ieri si è allontanata da casa senza fare più ritorno. A denunciarne la scomparsa il marito, che ha allertato le forze dell'ordine. Immediatamente è scattato il protocollo della prefettura, le ricerche si sono indirizzate nella zona di Silea e dintorni, battuta in particolare la zona della Restera, ma la 67enne non è stata trovata. La donna indossava scarpe basse e un giubbotto scuro. Quello rosso che vedete nella foto è stato rinvenuto nell'armadio. Sul posto le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e diversi operatori. Chiunque l'abbia vista è invitato a contattare i carabinieri. Ogni dettaglio in questa fase può essere utile. E ora ci spostiamo nel Padovano e torniamo a parlare della tragedia del piccolo Christian Menin, il bimbo di 6 anni e mezzo, morto annegato in piscina a San Pietro Ingù lo scorso agosto. Il prossimo 16 maggio andranno a processo 5 persone. 5 persone andranno a processo per la morte di Christian Menin, il bimbo di 6 anni e mezzo di Limena, annegato lo scorso 9 agosto nella piscina Conca Verde di San Pietro Ingù. La procura ha chiesto il processo per i 2 genitori del bambino, per la titolare della struttura e per 2 bagnini della sorveglianza dell'area dove è annegato il piccolo Christian. L'udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 16 maggio. Secondo il pubblico ministero, che ha rinviato a giudizio i 5, il bambino sarebbe sfuggito al controllo dei genitori e dei 2 bagnini. L'indagine ha ricostruito i momenti drammatici di quel giorno. I soccorsi sarebbero arrivati dopo 5 minuti, un tempo molto lungo nel quale Christian è rimasto sott'acqua. Per tutti e 5 l'accusa è di omicidio colposo. La tragedia del piccolo Christian è avvenuta il 9 agosto del 2021. Intorno all'ora di pranzo il bimbo si è allontanato dai genitori dicendo che andava a giocare con un amico e poi è stato visto dalla bagnina con la testa sott'acqua. Per l'accusa, i genitori sapevano che il figlio non sapeva nuotare e lo hanno lasciato solo vicino alla piscina profonda 110 cm senza braccioli o salvagente. I 2 bagnini invece non avrebbero vigilato in modo accurato l'area e la titolare dell'impianto non avrebbe predisposto i segnali di pericolo profondità nello spazio d'acqua dove è annegato il bambino. E adesso restiamo nel Padovano, lì vicino, siamo nella zona di Tombolo per una bella storia, una storia che ha avuto un lieto fine. Una vice istruttrice della polizia locale di Tombolo ha ricevuto la medaglia d'oro dalla Regione Veneto per aver salvato la vita a un bambino.
Il 6 ottobre 2018, mentre era in servizio nei pressi della scuola media, la vigilessa Chiara Campagnaro intervenne con rapidità per soccorrere un alunno che all'uscita dalle lezioni era stato più volte punto da un insetto all'altezza della trachea, patendo uno shock anafilattico. La Campagnaro, con manovre sicure e competenti, rallentò gli effetti della grave reazione allergica, favorendo l'intervento del personale del 118, che poi salvò il ragazzino. La motivazione della benemerenza firmata dal presidente Luca Zaia dice: per aver resa salva la vita altrui in situazione di emergenza o pericolo. In questo caso, evidenzia il sindaco di Tombolo Cristian Andretta, ha salvato la vita di un nostro piccolo cittadino. Siamo onorati di averla al nostro servizio. E sono stati giorni questi molto difficili per il Veneto, per la sicurezza stradale in Veneto. Vi abbiamo raccontato tanti fatti di cronaca nera, tanti incidenti, tante morti proprio sulle nostre strade, e ieri è stata sfiorata una tragedia. Sì, Alex, all'alba in A27 un'auto ha percorso 40 km contromano in autostrada prima di essere fermata dalla polizia stradale, e alla guida il giocatore della Reyer Sanders, trovato con tasso alcolemico superiore a 1,50. Quando io mi sono immesso sul rettilineo mi sono trovato questa macchina che mi stava venendo contro sulla mia corsia di sorpasso. A raccontare l'incubo vissuto all'alba di oggi Fabio Poser, uno degli automobilisti che stamane ha rischiato di scontrarsi contro un'auto che ha imboccato l'A27 contromano. Al volante Victor Sanders, 27 anni, giocatore della Reyer, che ha percorso una quarantina di chilometri prima di essere fermato dalla polizia stradale all'altezza di Mareno di Piave. È sempre Poser a ricostruire quei terribili minuti. Sono circa le 5:15, deve raggiungere l'aeroporto Marco Polo di Venezia, si trova sulla corsia centrale in fase di sorpasso, quando dopo una curva all'altezza di un rettilineo capisce che sta succedendo qualcosa. Ho visto dei bagliori che arrivavano dal retro della curva e poi ho capito essere gli automobilisti che davanti a noi, automobilisti e camionisti, stavano facendo delle segnalazioni con i fanali a questa persona che stava procedendo contromano. Ho fatto in tempo semplicemente anch'io a fare una segnalazione con gli abbaglianti, a scartare a destra perché quanto potevo, perché avevo comunque un autoarticolato sulla mia destra, e questa macchina mi è sfrecciata alla mia sinistra, e gli automobilisti e soprattutto i camionisti che erano alle mie spalle hanno continuato anche loro a fare degli avvisi luminosi con gli abbaglianti, ma questa persona non ho controllato essendo un rettilineo molto lungo sullo specchietto retrovisore, non ha mai toccato i freni. A questo punto Poser chiama la polizia stradale, mentre sui tabelloni luminosi gli altri automobilisti vengono avvisati della presenza di un mezzo contromano e invitati a fermarsi sulla destra. Solo più tardi Poser si renderà conto di aver rischiato la vita. Nonostante fosse l'alba, la sezione alla guida mi ha dato una grande mano, e sicuramente la fortuna è stata dalla parte mia e anche, da quanto ho potuto capire, di tutti gli altri guidatori. Gli agenti alla fine riescono a raggiungere l'auto di Sanders e a bloccarla. La serata del giocatore della Reyer, dopo la vittoria in Coppa, era proseguita in un disco bar di Mestre, dove intorno alle 2 erano intervenuti i carabinieri chiamati dagli uomini della sicurezza, sembra dopo un alterco tra lo stesso giocatore e un altro cliente. A quel punto il cestista si era messo alla guida della sua auto. A ricostruire gli eventi successivi la stessa Apolstrada. Sanders, all'altezza della barriera di Venezia Nord, aveva divelto la sbarra, imboccando la bretella dell'aeroporto contromano e percorrendo oltre 30 km. Provvidenziale il tempestivo intervento della pattuglia della Polstrada, che prima con un'azione di safety car ha bloccato il traffico fino a quando ha raggiunto la Volkswagen, affiancandola nel tentativo di fermarla. Ma l'auto ha proseguito e solo dopo essere andata contro il guardrail centrale ha arrestato la sua corsa. Gli agenti hanno proceduto alle verifiche del caso. Sanders è stato sottoposto all'alcol test risultando positivo. Per lui sono scattate una serie di sanzioni, la revoca della patente e una denuncia per guida in stato di ebbrezza, oltre alla segnalazione alla prefettura, visto che la polizia ha trovato nella sua auto alcuni grammi di sostanza stupefacente. Dura la reazione dell'umana Reyer, affidata ad un comunicato. Preso atto dei deplorevoli e gravissimi accadimenti di questa notte, si dissocia e deplora con assoluta fermezza la condotta del proprio tesserato. La società adotterà i più opportuni provvedimenti, offrendo in ogni caso la propria più ampia disponibilità e collaborazione alle autorità competenti.
E ora qualche minuto di pubblicità, ma ci vediamo tra poco con ancora tantissime news. A fra poco. Focus TG, ben ritrovati, torniamo in diretta e saremo in diretta fino alle 13:30 per tenervi informati e aggiornati su tutto quello che è successo e sta succedendo in Veneto. Adesso ci spostiamo nel Trevigiano, continuiamo, Sharon, con la pagina di cronaca. Oltre 300 persone hanno partecipato ieri pomeriggio a Preganziol ai funerali, all'ultimo saluto a Mara Visentin, la 63enne morta insieme all'amica Miriam Cappelletto nel tragico incidente stradale che si è verificato giovedì scorso. Sì, Alex, una tragedia inaccettabile. Queste le parole dei familiari affidate all'omelia del parroco Dobittante. Sentiamo. Al di là delle umane causalità, resta certamente lo sconcerto di fronte a una tragedia che al nostro pensiero è inaccettabile. Questo è il sentimento dell'intera comunità di Preganziol di fronte alla tragedia che ha accomunato Mara Visentin e Miriam Cappelletto, morte giovedì scorso nell'auto tamponata violentemente da un'altra vettura condotta dal 25enne rom Ronny Levakovic che sfrecciava ad oltre 150 all'ora lungo il terraglio. Parole scandite nel corso del funerale di Mara che si è celebrato oggi pomeriggio nella parrocchiale di Preganziol. Oltre 300 persone hanno gremito la chiesa stringendosi attorno ai familiari della 63enne. C'è fede, ma anche amarezza e tristezza. Le circostanze che hanno portato alla morte di Mara e della sua cara amica Miriam ci lasciano sgomenti. Non è giusto e non ha senso ciò che è stato. La rabbia e la tristezza che c'è nei nostri cuori. Emozioni dei familiari e degli amici e dei conoscenti che hanno affidato al parroco, evitando di prendere la parola al termine della cerimonia. E sempre Don Gabriele ha chiuso la sua omelia con un segnale di speranza, affidandosi alle parole di Francesco Guccini nella canzone per un'amica. Con questo invito lo facciamo nostro. Voglio però ricordarti com'eri, pensare che ancora vivi. Voglio pensare che ancora mi ascolti e che, come allora, sorridi. Ed è morto a 46 anni Eddie Ongaro di Portogruaro, ucciso in battaglia nelle scorse ore in Ucraina. Dal giugno 2015 aveva lasciato il Veneto e il veneziano per andare a combattere con le milizie filorusse. Vediamo. Penso che finché ci sarà aria nel mio corpo, finché il sangue scorrerà, io credo che da qui non uscirò mai. Credo che la mia scelta è quella di restare qui. Il suo nome di battaglia, Bozambo, era preso a prestito da uno storico partigiano della Resistenza. E proprio di resistenza antifascista parlava Eddie Ongaro. La sua guerra è durata quasi 7 anni, fino a quando una bomba a mano lanciata nella trincea dove si trovava, in un villaggio a nord di Donetsk, non l'ha ucciso a 46 anni. In queste ore Ongaro è pianto dal collettivo Stella Rossa Nord-Est, dai social vicino al Partito Comunista, dagli amici più stretti, dalla famiglia. La sua scelta di lasciare Giussago di Portogruaro ed entrare nelle milizie separatiste del Donbass nel giugno 2015, periodo al quale risale questa testimonianza video. Con molto orgoglio, molto onore posso dire di essere parte della Pritrak, di questo battaglione internazionalista, tra i quali mi sento già dal primo momento, mi sento fra compagni e compagni. Si era arruolato nella brigata Prizrak, composta soprattutto da foreign fighter. Per i filorussi era diventato una specie di eroe nella battaglia contro il governo di Kiev e a fianco di tutti i civili neorussi che, scriveva sui social, hanno visto l'inferno in terra. Questo è il nostro giorno, aveva scritto quando Vladimir Putin aveva firmato in diretta TV il decreto con cui la Russia riconosceva l'indipendenza dall'Ucraina delle repubbliche del Donbass. Una vita complicata prima della partenza, disoccupato, era rimasto coinvolto in una aggressione a un barista e a un carabiniere di Portogruaro. Risolti i problemi con la giustizia, la scelta di andare a combattere, che lo aveva reso di fatto un foreign fighter, fuori legge, in Italia.
in ogni stato, in ogni parte del globo c'è qualche minoranza, qualche piccola etnia, popolo che viene calpestata e a loro tocca reagire. Rispetto verso se stessi e verso gli altri. E questo, secondo me, deve portare molte persone, soprattutto chi, come me, era in condizioni deplorevoli, scandalose, per uno Stato che si dice civile, lo ripeto, civile tra virgolette. Io dico a questa gente, se potete, venite qua. Ci spostiamo adesso nel Bassanese perché ieri paura e disagi lungo la via ferroviaria, la linea ferroviaria, perché con treni sospesi, ritardi nel traffico, perché poco distante in via Capitelvecchio a Bassano si è staccato un cavo dell'Enel che ha creato non pochi disagi. Vediamo. Che cosa avete sentito? Un boato, come due tuoni, ma molto vicini, che sono, strano, non è normale. E poi ero lì vicino, ho visto il cavo cadere a terra e non credevo, perché ho detto un cavo dell'alta tensione da 30.000. Non è una cosa. Abbiamo chiamato subito i vigili del fuoco. Due boati forti, il cavo spezzato della media tensione dell'Enel che cade a terra, colpisce alcune macchine in sosta a pochi metri dalla linea ferroviaria. Il signor Fiorenzo Tondello era all'esterno della sua azienda e ha assistito alla scena. Se il cavo elettrico lo avesse colpito non sarebbe qui a raccontarci quanto accaduto. Ho capito che la situazione era grave, ho detto via gli operai, andate a casa tutti e adesso aspettiamo a vedere quando che stanno lavorando. In via Capitelvecchio a Bassano sono giunti i vigili del fuoco, i tecnici dell'Enel, quelli delle ferrovie, la polizia. Il cavo si è staccato da uno degli isolatori, finendo pericolosamente sul piazzale di questa azienda, sopra due bomboloni di GPL. Interrotta l'erogazione di corrente, tornata solo nel primo pomeriggio dopo che è stato creato un bypass per il ripristino delle linee elettriche. Per ragioni di sicurezza è stata chiusa per circa 3 ore anche la linea ferroviaria. Evacuati alcuni edifici. L'allarme è rientrato solo nel tardo pomeriggio. E ora vi raccontiamo una polemica nata a Conegliano. La bandiera della pace è indecorosa. Così i condomini di una palazzina hanno chiesto alla proprietaria di toglierla. Appesa ad un albero sventolano due bandiere, una accanto all'altra, quella dell'Europa e quella della pace. Sono quasi 3 anni che sono lì ed ora che in Ucraina si combatte acquistano un nuovo senso. Eppure il 28 marzo durante l'assemblea di condomini arriva in attesa una richiesta perentoria. La bandiera multicolore deve essere tolta perché è indecorosa. Una doccia fredda per la proprietaria Francesca Nicastro, giornalista e presidente dell'Associazione Movimento Federalista Europeo di Conegliano Vittorio Veneto. Immediata e determinata la risposta: non la rimuoverò. Secondo un'inquilina, le bandiere inficiano il decoro condominiale. Non solo, tutti i partecipanti sarebbero stati d'accordo nella richiesta, ma addirittura una proprietaria avrebbe rilanciato dicendo che è giusto toglierle perché a lei erano stati fatti levare i pomodori. Amara la riflessione della giornalista, come se le bandiere e i pomodori fossero la stessa cosa. Una vicenda che aveva postato su Facebook e che ha immediatamente attirato l'attenzione di tutti. Ci sono rimasta male e poi mi è salita la rabbia, commenta la Nicastro. Come ho scritto su Facebook, al momento intendo lasciarle lì, ma non per una battaglia di principio. Sono convinta infatti che per costruire una comunità pacifica i bisogni di tutti debbano essere ascoltati e accolti. I propri bisogni però, per trovare accoglienza da parte degli altri, vanno espressi con sensibilità e non imposti con la clava. Se la signora invece di sollevare il caso e in assemblea condominiale trasformandola in un'arena conflittuale mi fosse venuta a parlare, avrebbe trovato ascolto, comprensione, avremmo trovato una soluzione che soddisfaceva i bisogni di entrambe. Se ci si parla con rispetto, le soluzioni si trovano sempre. Una vicenda che continuerà a far discutere, ma intanto nel giardino di Via Ferrera le due bandiere continuano a sventolare. È ancora una vicenda di calcio violento, di violenza negli stadi. Sono stati disposti 9 DASPO ai tifosi di Monza e Vicenza proprio per gli scontri in occasione della partita che si è disputata qualche settimana fa. 4 DASPO sono stati indirizzati a tifosi vicentini. Vediamo.
9 DASPO, con provvedimenti che vanno dai 3 ai 5 anni, hanno raggiunto 9 tifosi violenti che sono stati identificati negli scontri allo stadio di Monza il 12 marzo scorso in occasione della partita con il Vicenza nel campionato di calcio di Serie B. I provvedimenti decisi dal questore Marco Odorisio hanno colpito anche 4 tifosi vicentini. Sono stati riconosciuti nelle immagini girate dagli agenti della Digos, mentre cercavano di separare le frange più violente armate di spranghe e bastoni. E ora Alex, qualche minuto di pubblicità, ma ci vediamo tra poco con ancora tantissime news. Restate con noi. Sono quasi le 12:30, 12:27 per l'esattezza. Che preciso, Alex. Bisogna essere precisi, torniamo in diretta con il nostro Focus TG. Ancora tante notizie di cronaca, ma ricordiamo, insomma, fra poco ci raggiungerà un ospite che ci parlerà di tradizioni, usi e costumi veneti e poi, insomma, dobbiamo parlare del fatto che oggi è 1° aprile, sì. Non del pesce d'aprile, ma dobbiamo parlare, insomma, che è finito lo stato d'emergenza. Dobbiamo parlare anche dell'Election Day, insomma, i comuni veneti che andranno alle prossime elezioni, ma adesso però, Sharon, ci spostiamo a Vicenza. Sì, a Vicenza, perché il governo riduce la presenza dell'esercito impegnato nell'operazione Strade Sicure. Questo è un problema che avrà risvolti negativi anche per il centro della città di Vicenza. Suona l'allarme sicurezza e suona forte. Il governo riduce i militari impegnati nell'operazione Strade Sicure, come se oggi strade, quartieri, parchi delle città italiane fossero sicurissimi e quindi l'impegno dello Stato possa venire meno o comunque essere diminuito senza tanti preavvisi. È il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, a comunicarlo e contestualmente a fare il punto sull'approdo dei migranti in Italia. Nel 2021 dal Mediterraneo ne sono arrivati 6.701. Ora è chiaro che se non c'è un sistema capace di dare una risposta convincente e di prospettiva alle migliaia di profughi approdati coi barconi, alcuni inevitabilmente finiranno ai margini e in una città come Vicenza non è la prima volta che vengono trovati immigrati senza i requisiti per restare in Italia che passano il tempo a Campomarzo. Proprio Campomarzo, dove si concentrano, anzi a questo punto si concentravano, i pattugliamenti dei militari impegnati nell'operazione Strade Sicure. Il governo ha stabilito l'eliminazione del servizio dei militari davanti alla stazione di Vicenza, un controllo importante nella zona di Campomarzo. Tutti i vicentini sanno quanto importante sia la presenza dei militari ai fini della sicurezza per spostarle in altre zone d'Italia, verosimilmente ai confini del paese dove purtroppo c'è l'emergenza ucraina da gestire, però non possiamo dimenticare che Vicenza ha bisogno di controllo del territorio, ha le polizie sotto organico e dobbiamo avere quindi la possibilità di dare una risposta ai nostri concittadini. Il servizio Strade Sicure a Vicenza vedeva impegnate 12 unità militari che adesso il governo porterà via dalla città, senza tanti complimenti e senza un preavviso nemmeno al sindaco, che ora si trova di punto in bianco a riorganizzare i pattugliamenti nei parchi, nelle piazze, nelle strade forse sicure, forse non ancora. E allora portare via i militari è discutibile anche per il metodo. Il metodo, soprattutto in poche ore l'avviso e soprattutto il merito, cioè togliere a Vicenza, Verona, Treviso tanti militari porta un danno importante, soprattutto per i vicentini che chiedono di percepire, chiedono una sicurezza reale a tutti gli effetti. E quindi è importante che si ritorni presto, finita l'emergenza, a ripristinare il servizio. Nel frattempo ci organizzeremo con il lavoro attraverso il questore, attraverso la prefettura, per dei servizi mirati che vadano a compensare questa assenza e lavoreremo nei prossimi giorni per essere operativi in pochissime ore. Ve lo abbiamo raccontato, da oggi si apre un nuovo capitolo, è terminato, è finito lo stato di emergenza. Alex, raccontiamo le novità ai nostri telespettatori. Allora sì, io direi che come prima cosa andiamo a riepilogare un po' le regole, che cosa cambia effettivamente da oggi in avanti. Leggiamo insieme, insomma, per quello che riguarda ad esempio il lavoro, quindi il mondo del lavoro, da oggi sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass base, quindi vaccinazione, guarigione o
tampone. Dal 1° maggio invece l'obbligo di Green Pass verrà eliminato. Sempre da partire da oggi nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche. Questo è un altro aspetto interessante. Parliamo adesso dell'obbligo delle vaccinazioni sanitarie. Rimane in vigore questo obbligo fino al 31 dicembre 2022, quindi di quest'anno, con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA. Quindi queste sono le categorie che avranno l'obbligo di vaccinarsi. Proseguendo, per quello che riguarda il Green Pass, cambia l'utilizzo del Super Green Pass e del Green Pass base, perché da oggi cade l'obbligo del certificato per i servizi di ristorazione all'aperto, e ne abbiamo parlato tanto, Sharon, anche nei giorni scorsi, insomma, e per i mezzi di trasporto pubblico locale e regionale. Velocemente, le mascherine resteranno in vigore, l'obbligo di indossarle fino al 30 di aprile, mascherine FFP2 per i mezzi di trasporto, quindi aerei, treni, autobus e quant'altro. Dal 1° maggio niente più mascherine, almeno questo è in attesa che eventualmente si cambi o si modifichi qualcosa. Quarantene e isolamento, velocissimamente, da oggi dovrà rispettare l'isolamento solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell'autosorveglianza. Ve l'abbiamo spiegato anche nei giorni scorsi con delle tabelle, dei grafici molto esaustivi. Chiudiamo il discorso parlando della scuola. In presenza di almeno 4 casi tra gli alunni nella stessa sezione, nella stessa classe, le attività proseguiranno, insomma, fino a appunto la presenza di 4 casi positivi. Docenti, educatori e bambini che abbiano superato i 6 anni utilizzeranno in quel caso le mascherine FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. Sono tantissime le novità, ma ve le ripeteremo anche in questi giorni perché non è facile tornare in nuove dinamiche. L'importante è fare chiarezza, insomma noi lo faremo. Adesso però andiamo avanti parlando però sempre di stato d'emergenza. E a proposito, sentiamo che cosa dice il segretario generale della CGIL, Mauro Visentin. Si esce anche da un paradosso, perché uno era libero nel mondo circostante e non poteva andare a lavoro, se no ci voleva il Green Pass. Green Pass rafforzato sui luoghi di lavoro, addio. Con la fine dello stato di emergenza arriva anche lo stop a uno dei provvedimenti più discussi adottati nel contrasto alla pandemia, l'obbligo, di fatto, di essere vaccinati o quantomeno guariti per continuare a svolgere il proprio impiego. Sufficiente la certificazione verde base, anch'essa destinata dal 1° maggio a non servire più. Per i sindacati aver obbligato solo i lavoratori a questo sforzo in più è stato subito discriminatorio, ma tant'è. Per il mondo della scuola invece il problema rimane. C'è sempre questa situazione che è come dire, sempre legata a un tema che non è mai stato chiarito e non è ancora chiaro. Anche qua noi chiediamo indicazioni certe da parte dei provveditorati, da parte dei ministeri, perché come uno in catena di montaggio non potesse toccare i pezzi che passano davanti. Insomma, è abbastanza incomprensibile, ecco. Il Covid, peraltro, continua a diffondersi e Visentin raccomanda massima cautela anche nei luoghi di lavoro, in cui tuttavia non sono sorti molti focolai in questi mesi, e anche per questo il progressivo abbandono del Green Pass viene visto con favore. Si liberano tutta quanta una serie di restrizioni che fino ad oggi sono in vigore e con domani ci permetteranno di essere un po' più liberi nei luoghi di lavoro, anche se nei luoghi di lavoro, con la contrattazione che abbiamo fatto soprattutto con i protocolli sulla sicurezza, siamo riusciti a mantenere bene sotto controllo il rischio di contagio e di pandemia. Primo giorno dunque senza stato di emergenza, e allora noi siamo andati a Bassano con la nostra collega Monica Smiderle per raccogliere la voce proprio dei cittadini. Lo stato di emergenza è cessato da poche ore, allentate da oggi le restrizioni anti-Covid, anche se, va detto, il virus continua a circolare e il numero dei contagi è sempre alto. Ma cosa ne pensano i bassanesi? Siamo stanchi, ci hanno preso la libertà che avevamo un po', ginnastica, divertimenti che noi a nostra età diciamo
li prendevamo. C'è voglia di normalità? Tanta, anche se non tornerà più come prima. Siamo contenti che almeno quando adesso diventa più caldo possiamo essere fuori senza Green Pass e tutto più facile. Ci vuole, come posso dire, un po' di cautela, perché per tornare indietro è più difficile, quindi per conto mio è meglio avere prudenza. Non sono mai tranquilla. Se lei pensa che all'inizio del Covid sono stata ricoverata 2 volte solo per la paura. Adesso sta un po' il buon senso delle persone, rispettarle, sentirsi a proprio agio. Quando se si è all'aria aperta da soli si può benissimo non avere la mascherina. Era ora. Che era ora. Sì, adesso è ora, l'Italia deve ricominciare a vivere, a lavorare soprattutto e dare soprattutto la possibilità a tutti di lavorare. Finalmente si può tornare a fare quello che si faceva prima normalmente. C'è anche la necessità di un po' di respiro, un po' di libertà, comunque siamo giovani, abbiamo bisogno di tornare a una normalità che ci siamo un po' dimenticati. Prima Alex vi ha raccontato le novità in vigore da oggi, ma vi ricordiamo anche che dal 1° maggio scadrà l'obbligo delle mascherine e del Green Pass. Siamo andati ad Asiago per sentire che cosa ne pensano i cittadini. Dal 1° maggio praticamente via mascherine, via Green Pass, via tutto. Già era ora, ma è troppo tardi. Troppo tardi? Sì, qui doveva farlo prima. Noi siamo molto ancora prudenti, per cui se ci sarà assembramento decideremo, insomma, però... Non è questa la libertà, secondo me, sinceramente. È ben altro. È una protezione per tutto. Penso che continuerò a usarla per qualche periodo sicuramente. Il fatto che anche il Green Pass verrà abolito? Non mi riguarda perché essendo sanitario l'ho sempre avuto e non mi sono mai posto il problema. Quindi non le cambierà nulla? Nulla, assolutamente. E dal 1° maggio niente più mascherina e anche l'obbligo del Green Pass decade. Finalmente. Noi abbiamo fatto scorta, ma comunque finalmente. Solo che bisogna stare attenti, secondo me, perché non è finita. C'è ancora preoccupazione qui? Secondo me sì. Secondo me sì. Nel senso che via la mascherina sì, però non sarà così definitivo. Sono cambiate le abitudini proprio. Anche le relazioni tra persone sono cambiate, ci sono allontanate. Io mi sono anche affezionata alla mascherina, nel senso che comunque ho passato ho i miei vaccini, la mia copertura. Comunque con la mascherina non ho preso un raffreddore e sicuramente l'abbandonerò. Ovviamente perché il caldo darà anche fastidio, però diciamo con cautela. Io sono molto cauta e quando c'è gente preferisco indossarla ancora e comunque la uso ancora anche in ufficio. Ho tanti amici già ancora contagiati anche adesso, anche dopo la 3ª dose, quindi preferisco portarla. Diciamo andiamo per una questione di sicurezza. Non vorrei trovarmi ancora a novembre nella stessa situazione che eravamo quest'anno o l'anno scorso. Userò sempre la mascherina perché non sono convinta della fine della pandemia. Lei? Vediamo, speriamo. Cauto comunque? Sì, molto cauto. E insomma, tra ottimismo e speranza si respira uno stato di così, emozioni particolari in questo momento, perché insomma ci manca la normalità, vogliamo tutti insomma tornare quanto prima possibile a vivere una vita appunto normale in tutti i sensi. Passi in avanti sono stati fatti, vediamo cosa ne pensano i padovani. No, domani è il 1° aprile. Sa che cosa succede? Il pesce d'aprile. Cioè, un pesce secondo lei è quello che succede? Ci liberiamo di tutto, però prudenza. Io sono sempre molto prudente, intanto cammino da sola, evito assembramenti, entro nei negozi, metto la mascherina. Speriamo che non sia un pesce d'aprile, ecco, speriamo che ci sia un po' più di libertà, la pandemia c'è stata, speriamo che diventi un ricordo e speriamo che la gente sia un po' più libera di muoversi, un po' più libera anche di gestirsi la vita, ecco. Secondo lei c'è consapevolezza di quello che si potrà e non si potrà fare? Per esempio la consumazione all'interno del locale e come avviene?
Al momento è ancora ristretta, al di fuori del locale del 1° di aprile è più libera, insomma, e dal 1° maggio invece ci sarà una libertà maggiore. Possiamo evitare di usare le mascherine, che il Green Pass non servirà più, quello che sappiamo. Lei ha paura di questo oppure è contenta? Oh sì, perché non si può passare dall'oggi al domani da una cosa estrema al niente. Sa cosa succede da domani, è il 1° di aprile? Ci togliamo le famose mascherine all'aperto, chiaramente. Poi dipende da dove entriamo. Festa della liberazione per lei? Ma guardi, è una festa di responsabilità, a mio avviso, più che di liberazione. Su queste limitazioni che cadono, lei ha timore, ha paura, come si sente? Io sono un agente di viaggio, pensi come posso capire questa situazione? Cioè la gente ormai è come dire, impaurita di tutto, anche dell'ombra, capisce? No, non sono preoccupata perché ormai tutti hanno fatto la terza dose e quindi speriamo bene, ecco. Lei sa precisamente che cosa si potrà fare e non si potrà fare da domani? Beh, l'hanno detto per telegiornale, quindi si potrà andare al ristorante, bere il caffè fuori senza il Green Pass, in banca è libero, un po' dappertutto. Lei come la vede? Come una buona cosa? Beh, direi di sì. E ora Alex, qualche minuto di pubblicità, ma ci vediamo tra poco. Sono da poco passate le 12:45, questo vuol dire che abbiamo scollinato la metà del nostro Focus TG di oggi. Vi terremo compagnia fino alle 13:30. Ad ora abbiamo chiuso per un attimo la pagina sulla fine dello stato d'emergenza, insomma, e tutte le novità che da oggi, 1° aprile, insomma, riguarderanno un po' tutti noi, cambieranno un po' la nostra vita, le nostre abitudini. Nuove regole, Alex. Nuove regole verso un graduale ritorno alla completa, si spera definitiva, normalità. Adesso però, Sharon, di cosa parliamo? Ci spostiamo, Alex, sui colli euganei, perché si traggono i primi bilanci, si fa anche il punto della situazione su una Pasqua imminente. Vediamo. Siamo sui colli all'interno di una delle trattorie più rappresentative, più conosciute, la trattoria Ballotta, con Fabio Legnaro, che è un ristoratore notissimo, è stato anche rappresentante dei ristoratori di questa zona. Che Pasqua vi state aspettando? Beh, intanto la stiamo aspettando a braccia aperte, con meno restrizioni, quindi daremo molta felicità, molta così più libertà alle persone, nonostante rispetteremo comunque quello che bisogna fare. Stiamo aspettando i clienti che magari per questioni di Covid o anche qualche altra cosina europea derivante dalla guerra non ci ha portato in questi giorni. Stiamo soffrendo un po' nel bacino termale, noi qui di Torreglia ci approvvigioniamo abbastanza dai clienti degli alberghi, quindi abbiamo questa sensazione che manchi un po' il cliente termale. Stiamo lavorando bene nei fine settimana, noi siamo i colli delle Venezie, quindi riusciamo a portare qui da Ferrara a Rovigo, ma non solo, Venezia, e anche i vicentini scavalcano e vengono da noi. Stiamo soffrendo durante la settimana un po' proprio per queste cose, anche le aziende che si appoggiano a noi per preparare meeting o ricevere ospiti sono un po' ferme. Per quanto riguarda Pasqua abbiamo già delle prenotazioni, sui colli Eugani nella parte di Torreglia si viene proprio a fare Pasqua e Pasquetta. Abbiamo già delle prenotazioni, non sono grasse come gli anni prima del Covid, però ancora mancano 2 o 3 settimane, pensiamo si possa migliorare su questo. Ecco, quindi tutto esaurito nei fine settimana, non c'è un posto a trovarlo a partire dal venerdì. Quello che Langue ce l'aveva spiegato bene poc'anzi sono i giorni della settimana. Questa era una stagione in cui solitamente anche i giorni infrasettimanali facevano registrare un buon numero di presenze. Sì, noi abbiamo
preparato le terrazze, manca un po' di quelle persone che girano per assaggiare i prodotti tipici durante la settimana. Ecco, allora chiudiamo con una piccola chicca. Che delizie cucinerà per Pasqua? Guardi, riconfermiamo tutte le cosette a chilometro zero. Allora abbiamo conche e pernumia con gli asparagi, stanno spuntando le prime erbette sui colli. Abbiamo tutti gli animali da corte, quindi con le uova facciamo le paste fresche, riusciamo ad avere un buon mercato in questo periodo nei coniugani. E con la fine dello stato d'emergenza vengono rinforzati anche i collegamenti, il trasporto locale, il trasporto pubblico. Ci spostiamo adesso a Venezia, dove a partire da oggi ci saranno più corse di battelli e vaporetti. Da domani, con la fine dello stato di emergenza sanitaria, torneranno a circolare a Venezia più battelli e vaporetti sul Canal Grande, nei collegamenti con le isole e per l'intera rete lagunare. Gradualmente, anche per l'aumento dei flussi turistici, si cercherà di tornare ai livelli pre-Covid. E non è un pesce d'aprile. ACTV, l'azienda che si occupa del trasporto pubblico locale in città, d'acqua e di terra, potenzierà i servizi. Da domani ACTV Navigazione modificherà i servizi in funzione un po' della stagionalità e un po' dell'incremento dei flussi turistici che abbiamo ricevuto in questo periodo. Andremo a intervenire soprattutto sulla linea 2, prolungando il servizio serale notturno di collegamento Piazzale Marianto per gestire sia la domanda turistica che il pendolarismo di chi finisce l'attività lavorativa dopo le ore 20, portandolo praticamente a mezzanotte. Novità anche per i collegamenti con le isole e nelle linee turistiche. Il collegamento turistico San Zaccaria-Murano di linea 7 tutti i giorni, e andremo poi ad intervenire con la linea 6 istituendola anche nei giorni festivi, andando così a migliorare i collegamenti tra il termine di Piazzale Roma e le località di San Zaccaria, Lido, alleggerendo anche in parte la linea 5152. Un progressivo ritorno verso la normalità pre-Covid. I collegamenti con l'isola di San Sevolo tornano ai tempi pre-Covid, cercando di conseguenza di soddisfare una domanda che sta crescendo per quanto riguarda gli eventi congressuali che si terranno in isola, la riattivazione delle frequenze universitarie internazionali dell'isola. È un primo step che ci dà ossigeno e speranze e prospettive per il futuro, e verrà seguito successivamente da alcune altre operazioni di incremento dei servizi che si attiveranno con la fine del mese di maggio e l'attivazione dei servizi estivi. Colgo l'occasione per ricordare a tutti che da domani si potrà accedere ai servizi di trasporto pubblico di linea senza dover esibire il Green Pass. E ora, Alex, aggiornerei i nostri telespettatori con gli ultimi dati Covid. Assolutamente, questo è uno degli appuntamenti fissi all'interno del nostro Focus TG. Andiamo a vedere insieme il report di Azienda Zero, report che ormai lo sapete fotografa l'andamento dei casi di positività nella nostra regione. Ebbene, rispetto alle ultime 24 ore il delta dei casi positivi è cresciuto di 7.333 casi. Lo vedete qui, il numero indicato dal cursore che si muove, 7.333 nuovi positivi in Veneto, vuol dire che cresce anche il numero dei casi attualmente positivi in regione, che sale a 81.641 casi attualmente positivi in Veneto. I numeri continuano a essere in crescita e non sono numeri positivi neanche quelli che andiamo a vedere adesso, perché crescono anche i ricoveri, le ospedalizzazioni in area non critica, più 17 nelle ultime 24 ore, aumenta di una unità anche la terapia intensiva, le terapie intensive, quindi aumentano di una unità nelle ultime 24 ore e constatiamo invece il calo, ma sono sempre
tanti. Resta il fatto che comunque nelle ultime 24 ore si segnala una leggera flessione per quello che riguarda i decessi, le persone che hanno perso la vita a causa Covid, 4 nelle ultime appunto 24 ore. E a proposito di Covid, oggi sono rientrati a scuola i docenti Novax, ma non in classe perché non possono stare a contatto con gli alunni. È stato un rientro tra le polemiche. Torna a suonare la campanella anche per gli insegnanti Novax, insegnanti che però non potranno stare in classe. Come stabilisce il decreto, infatti, la vaccinazione rimane requisito essenziale per lo svolgimento delle attività a contatto con gli alunni. Un rientro quindi solo a metà. È un pasticcio all'italiana che credo la scuola non meriti, perché crea di fatto una disuguaglianza tra quelli che prendono lo stipendio lavorando e quelli che prendono lo stipendio di fatto non lavorando. Chi sospeso potrà rientrare in servizio con il Green Pass base, quindi tampone negativo alla mano, un decreto che oltre alle polemiche ha portato con sé diversi punti interrogativi. Quelli che hanno fatto la scelta di non vaccinarsi l'hanno fatto ovviamente in coscienza, va rispettata la scelta, ma sapendo a che cosa andavano incontro. In questo modo cosa succede? Succede che quelli che si sono vaccinati seguendo le regole lavorano, e quelli che non si sono vaccinati dovrebbero essere, più che in segreteria, messi a disposizione per progetti di potenziamento, sostegno, eccetera, però senza essere in presenza con i ragazzi. Quindi paradossalmente quasi quasi un invito magari ai pomeriggi, durante i pomeriggi, perché alla mattina ci sono i ragazzi, a tenere a distanza delle lezioni da casa a qualche ragazzo che fosse considerato bisognoso. Pandemia e DAD, 2 anni impegnativi per alunni, insegnanti e tutto il plesso scolastico, scuola che mai come oggi deve essere punto di riferimento per l'intera società. La scuola è una cosa seria e noi attraverso i comportamenti a scuola insegniamo ai ragazzi e alle nuove generazioni come ci si deve comportare in società, quindi nel rispetto delle regole che sono per tutti e non solo per alcuni. Parliamo adesso del rincaro dei costi dell'energia elettrica e non solo, rincari alle bollette che hanno colpito le associazioni, le famiglie, le aziende e anche le amministrazioni locali. Allora, restando nel territorio del Bassanese, dopo Cassola anche Mussolente, passa alle cosiddette maniere forti. Il sindaco Montagnier spegne l'illuminazione pubblica. Il forte aumento dei costi per l'energia elettrica e il riscaldamento colpisce anche le casse del comune di Mussolente. Troppo alti i costi per luce e gas, più 150.000 euro per l'illuminazione pubblica, più 130.000 per il gas. In totale quasi 300.000 euro in più rispetto allo scorso anno, una cifra che non può essere coperta da avanzi di bilancio. E così la Giunta si è vista costretta a decidere di spegnere l'illuminazione pubblica su gran parte del territorio. L'illuminazione per quasi tutte le vie verrà spenta dalle 2 di notte fino a mattino, ok? Lasciando però l'illuminazione accesa soprattutto nelle strade provinciali e quindi quelle più pericolose. Progressivamente dal 5 aprile, quindi martedì prossimo, a giovedì 7 e venerdì 8 aprile saranno spente tutte le vie, escluse le vie principali. Questo sul fronte della pubblica illuminazione, ma il Comune è intervenuto anche sul riscaldamento di scuole ed edifici pubblici. Siamo scesi di circa dai 3 ai 4 gradi, abbiamo portato anche le scuole ad avere circa 20 gradi in classe. Il sindaco Montagnier parla di decisioni difficili ma necessarie, troppo elevate le attuali tariffe di mercato e così, dopo Cassola, anche a Mussolente il caro bollette mette al buio il paese. Non è una decisione facile, soprattutto perché per quel che riguarda anche il pensiero rispetto a una sicurezza che ognuno di noi può avere. Ci abbiamo pensato e rispetto a questo abbiamo informato le forze dell'ordine affinché ci sia un maggior controllo. E a Cittadella invece non è bastato spegnere durante la notte l'illuminazione delle mura, il Comune ha aggiunto altre zone della città.
Il primo passo lo scorso 9 marzo erano state le luci che illuminano la splendida cinta muraria. Da stanotte alla lista dei lampioni spenti il comune di Cittadella aggiunge molte aree della città, la zona industriale di Santa Croce Bigolina, la facciata della scuola di Laghi, alcuni parcheggi, compreso in modo parziale quello dello stadio Tombolato, ma anche i vialetti del cimitero del capoluogo. Una scelta obbligata, spiega l'amministrazione, che conta di risparmiare circa 20.000 euro. Luci spente dalla mezzanotte alle 6, sperando in tempi migliori e in un ritorno dei costi anche per le casse comunali alla normalità. E restiamo proprio a Cittadella per capire meglio come il comune sta affrontando questo momento di difficoltà con i rincari delle utenze. Vediamo. Purtroppo il caro bollette sta influendo in maniera importante sulle famiglie, soprattutto su quelle famiglie che non hanno una grande capacità di reddito. Il comune di Cittadella stanzia oltre 65.000 euro sotto forma di misure urgenti di solidarietà alimentare alle famiglie in difficoltà e con un ISEE 2022 inferiore ai 15.000 euro, attraverso dei buoni spesa per far fronte all'emergenza da Covid-19. Grazie a questi fondi il comune è riuscito ad aiutare oltre 200 famiglie cittadellesi nel 2020 in piena fase emergenziale. Dei buoni che possono essere utilizzati per fare la spesa nei supermercati del territorio. In questo modo diamo la possibilità di liberare risorse per poter appunto pagare le utenze. Rincari delle utenze che vedono le bollette raddoppiare o addirittura triplicare rispetto a quelle degli anni precedenti, e a soffrire sono anche le amministrazioni comunali. Il comune, pensate, ha una bolletta energetica che dal 2021 al 2022 aumenterà di circa 500.000 euro, quindi una cifra importantissima, però si vuole comunque mantenere quegli aiuti alle famiglie, cercare di trovare anche la soluzione per il comune all'interno delle maglie del bilancio senza andare a mettere le mani nelle tasche dei cittadini. A questo proposito trovano spazio iniziative a volte improvvisate ma di un certo impatto simbolico per cercare di contenere al massimo i consumi. Abbiamo dovuto purtroppo spegnere in orario notturno le luci che illuminano le nostre stupende mura e cose di questi giorni abbiamo fatto una ricognizione su tutto il territorio, abbiamo cercato quelle aree che potevano essere spente, non illuminate in orario notturno senza creare fastidi alla cittadinanza. E ora l'ultima pausa pubblicitaria, ma rimanete con noi perché abbiamo ancora tante notizie da raccontarvi. A fra poco. Quasi le 13.05, ben ritrovati a Focus TG in diretta con tutte le informazioni e le notizie dal Veneto. Restiamo nel Padovano, continuiamo il nostro TG con quale notizia? Perché sono stati presentati i dati della sperimentazione dei bus elettrici grazie a un progetto europeo e i risultati sono incoraggianti. Queste le parole dell'assessore Ragona presentando i nuovi mezzi del futuro. La sperimentazione era iniziata ad agosto, quando il mezzo del futuro era solo uno scheletro. Sotto la pioggia primaverile, quasi 8 mesi dopo, EcoNext rivestito, il bus elettrico nato dall'idea di una start-up padovana fondata da giovanissimi studenti universitari. È stato presentato in Prato della Valle con i dati della sperimentazione. Noi stiamo lavorando su diversi livelli, utilizziamo un approccio integrato per migliorare la mobilità di Padova, per ridurre l'inquinamento, ma anche per diminuire la congestione, e quindi da una parte stiamo andando avanti con metodologie più tradizionali come l'investimento di oltre 10 milioni sulla rete ciclabile, potenziamento delle piste ciclabili attraverso la biciclottana, ma anche modelli un po' più innovativi come gli autobus elettrici e ovviamente il progetto smart delle nuove linee di tram. A questo però affianchiamo questo progetto più sperimentale, che ovviamente non sarà la risposta che vedremo sulle strade nel prossimo anno, ma qualcosa si sta muovendo, la sperimentazione è andata bene e quindi speriamo che nei prossimi anni potremo aggiungere anche questo nuovo modello innovativo di mobilità per andare a soddisfare altre domande. La sperimentazione si è svolta prima lungo via Longhina e via San Fidenzo in una corsia ad hoc, poi ci sono state le prove anche tra la stazione e la fiera lungo via Venezia, arteria cittadina più trafficata. Il risparmio calcolato in questi mesi di prova è stato importante in termini di consumo energetico, con 6.000 euro in meno di costi e 26 tonnellate di inquinamento di anidride carbonica in meno. La
particolarità e l'unicità di questo mezzo è il fatto di essere modulare e quindi di potersi combinare in base alla necessità di passeggeri. Next è un modulo simile ad un minibus che può ospitare al massimo 10 passeggeri, ma a questo se ne possono attaccare fino ad un massimo di altri 5 moduli per consentire un interscambio di viaggiatori. E ora apriamo il capitolo Election Day, Alex. Assolutamente sì, ieri vi abbiamo dato la notizia quasi in tempo reale, qualche minuto dopo il Consiglio dei Ministri siamo arrivati noi, perché appunto il CDM ha fissato l'Election Day al 12 di giugno, quindi questa sarà la data in cui si andrà a votare sia per i referendum sulla giustizia che per il rinnovo di alcune amministrazioni comunali. In Veneto i comuni che andranno al voto sono 86, tra le sfide principali Verona, Padova e Belluno. Fa piacere vedere che lo Stato ha deciso di accorpare sia i referendum che le amministrative. Questo consente ai nostri cittadini di poter esprimere in un sol momento sia la preferenza per i loro amministratori sia la loro preferenza per i referendum. Consente anche di risparmiare e in questo periodo credo che sia anche qualcosa di importante. Promuove la scelta del governo il presidente di ANCI Veneto Mario Conte. Il 12 giugno quindi si accorperanno referendum ed elezioni comunali, 86 le amministrazioni interessate sul territorio regionale, di queste 18 nel Padovano, 17 nella Marca, 14 a Verona, 12 nel Bellunese, 10 nel Vicentino, seguito dai 9 di Venezia e dai 6 di Rovigo. Le sfide principali nei comuni capoluogo di Padova, Verona e Belluno, mentre nei primi due si presentano i sindaci uscenti Sergio Giordani e Federico Sboarina alla ricerca di una riconferma. A Belluno, dove Jacopo Massaro ha esaurito il suo secondo mandato, la sfida è quanto mai aperta. I ballottaggi sono stati fissati il 26 giugno e riguarderanno, oltre alle città capoluogo di provincia, anche tutti i centri sopra i 15.000 abitanti, nell'eventualità in cui nessuno dei candidati superi il 50% più uno dei consensi. Si tratta di Feltre, Abano Terme, Vigonza, Jesolo e Tiene. A poco più di 5.000 abitanti Cortina d'Ampezzo, dove però si eleggerà il sindaco che dovrà traghettare la regina alle Olimpiadi 2026. L'Election Day, particolare non da poco, non andrà a influire sul regolare andamento delle elezioni scolastiche che termineranno l'8 giugno. Quanto ai referendum, i quesiti saranno 5, quelli ammessi dalla Corte Costituzionale a febbraio, la riforma del CSM, l'abolizione della legge Severino, i limiti agli abusi della custodia cautelare, la separazione delle funzioni dei magistrati e la loro equa valutazione. L'appello che faccio è quello di andare a votare, di fidarsi degli amministratori, in particolar modo di quelli locali che hanno sempre dimostrato presenza, responsabilità, sensibilità nei confronti delle comunità e che oggi vengono chiamati a esprimere o il rinnovo o il cambiamento. Nei prossimi giorni andremo provincia per scoprire i comuni che andranno al voto e oggi partiamo da Venezia. Il 12 giugno 86 comuni della nostra regione saranno chiamati a eleggere il nuovo sindaco o eventualmente riconfermare l'attuale. Il turno di ballottaggio si terrà il 26 giugno. Si voterà in 13 comuni superiori ai 15.000 abitanti con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno. In provincia di Venezia saranno 9 i comuni chiamati a eleggere il primo cittadino e il consiglio comunale. Campagna Lupia, il cui sindaco è Alberto Natin, Jesolo con Valerio Zoggia, Marcon con Matteo Romanello, Mira con Marco Dori, Mirano con Maria Rosa Pavanello, Noventa di Piave con Claudio Marian, Pramaggiore con Fausto Pivetta, Salzano con Luciano Betteto e Santa Maria di Sala con Nicola Fragomeni. Una tornata amministrativa importante, soprattutto se si considera il fatto che 5 di questi comuni hanno una popolazione superiore ai 15.000 residenti. Si tratta di Mira, Mirano, Jesolo, Santa Maria di Sala e Marcon. L'elezione del sindaco dunque potrebbe arrivare al ballottaggio nel caso nessuno dei candidati ottenga il 50% più uno dei voti validi al primo turno. Lo stesso giorno si voterà anche per i 5 referendum sulla giustizia che hanno ottenuto il disco verde da parte della Consulta. Una sorta di election day simile a quello del settembre 2020, quando, causa Covid, si decise di far svolgere negli stessi 2 giorni regionali amministrative, supplettive e referendum sul taglio dei parlamentari. Questa era la situazione in provincia di Venezia e adesso vediamo come si stanno organizzando i comuni e quali sono i comuni che andranno al voto nel Bellunese.
Il 12 giugno sarà Election Day, urne aperte per i 5 referendum sulla giustizia e per le elezioni amministrative che in provincia di Belluno riguarderanno 12 comuni. Si voterà per il rinnovo del sindaco e dei consigli comunali a Belluno, Feltre, Auronzo, Cortina, Cesio Maggiore, Falcade, Fonzaso, Lamon, Rivamonte, San Gregorio nelle Alpi, Soverzene e Tambre. Una platea di circa 80.000 aventi diritto al voto con eventuale ballottaggio se i candidati non raggiungono il 50% più 1 al primo turno, solo per Belluno e Feltre domenica 26 giugno. Da oggi ufficialmente si scaldano i motori. C'è attesa per l'ufficializzazione delle candidature, mentre per le liste il lavoro nei comuni è già iniziato da tempo. Occhi puntati naturalmente sul capoluogo, dove i giochi sono ancora tutti aperti, e Feltre. A Cortina la disputa elettorale consegnerà ai cittadini il sindaco delle Olimpiadi. Oggi è il 1° di aprile, non è solo il giorno della fine dello stato di emergenza, ma è anche il giorno, Alex, del pesce di aprile. Sì, come da tradizione, oggi è giornata di scherzi, quindi attenzione, mi raccomando. E sentiamo che cosa ci raccontano i padovani. Oggi è il 1° di aprile, il giorno degli scherzi. Abbiamo chiesto ai padovani se hanno un ricordo di uno scherzo in particolare e che scherzi facevano. E gli abbiamo fatto anche noi uno scherzetto a qualcuno. Da domani caffè di latte di soia e brioche vegane. C'è stato un editto del sindaco. Gratis? No, non ci sarà più il latte normale ma solo latte di soia per favorire... Cosa vuol che le dica? No, è il 1° di aprile. Grazie, complimenti. Gli hanno mai fatto uno scherzo? Ah, non è più tempo di scherzi, non ha più voglia di scherzare nessuno. Solo latte di soia e le brioche solo vegane. Vabbè, va bene, no? No, è il 1° di aprile, è uno scherzo. Vabbè, io ci speravo in realtà. E voi ve li hanno mai fatti degli scherzi? Certo. Che cosa vi fanno? Più di terrore che scherzi simpatici come questo, devo dire. E che scherzo ti facevano? Boh, magari, non so, che avevano scoperto qualcosa, che magari io stavo insieme a una persona e si è inventato tutta una scusa, si è inventato che mi mollasse e tutte queste cose. Vabbè, insomma, soliti scherzi che dici, che rimani un attimo a bocca aperta, prendi un respiro e poi dici, ah no, è il 1° di aprile, allora rimani... Sì. Chi meriterebbe uno scherzo? C'è più di qualcuno, non si può dire. Cosa le hanno fatto? Beh, il pesce di aprile con la carta che si metteva sulla, come si dice, sulla schiena. Ma lei lo faceva o lo riceveva? No, lo ricevevo. Se lo ricorda uno scherzo che ha fatto, le hanno fatto? Sì, ma non si può raccontare davanti alle telecamere, ve lo dico chiaramente. Ma adesso pensandoci, sì, post-it dietro la schiena, però se lo sapevo ieri mi preparavo. Adesso così a freddo. Il classico pesce attaccato alla schiena. Sì. E lei li ha mai fatti scherzi? Sì, li ho fatti, sì. Sempre il classico pesce attaccato alla schiena. Forse ai tempi della scuola, ai tempi della scuola, ma magari con un pescetto attaccato dietro, niente di più. Gli hanno mai fatto uno scherzo? No, perché sono grande e grossi che ho paura a farmi. Carina l'ultima battuta. Carina, assolutamente. È una situazione in cui mi ci ritrovo anch'io, grande e grosso. Nessuno ti ha mai fatto scherzi. Me ne fanno pochi. Invece adesso è arrivato il momento di presentare il nostro ospite, un ospite che è un amico di Rete Veneta, perché quando parliamo di tradizioni, quando parliamo di usi e costumi del nostro territorio, c'è lui, Roberto Popi Frison. Buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao amici Rete Veneta, ciao ai due bravissimi e simpaticissimi conduttori. Ciao cari. Allora, Roberto Popi Frison, grazie mille, benvenuto, bentornato nei nostri studi. Perché... Continua a parlare, no, sto provando. Come 1, 2, 3. Un infarto. Funziona. Come vedete mettiamo a dura prova anche l'udito dei nostri telespettatori, ma
perché Roberto Popi Frison è qui da noi oggi? Perché ha fatto un po' scalpore, anzi tanto scalpore, una scoperta che lui ha fatto qualche giorno fa, riguarda i pana estorti. Ci racconta tutto Roberto Popi Frison. Che cosa ha scoperto? E intanto spieghiamo in 2 secondi cosa sono i pana estorti. La panna, e lo storto invece è questo, il cono ricavato da una cialda creata su questa pinza, vediamo, ecco, così vedo bene la telecamera. Questa veniva messa sopra il fuoco e qui si metteva un impasto, acqua, farina, melassa, mieasso, come che i dise i vecchioti, e un filino d'olio. Bella calda, la si chiude e poi si apre, che è ancora morbida. Se mette a peneta sopra, pezzo ligneo conico, e lo si arrotola ed ecco fatto lo storto. Buonissimo. Poi ci si metteva sopra ovviamente la panna. Questa non è panna, ne vuoi mangiare? È cotone, Alex, sai? Sono a dieta. La gente e allora è ottimo, direi. Non ti ingrazia. Ma è una tradizione di quale bravo, di quale zona? Bravo, diciamo? adesso entriamo nella sofferenza. Perché la trombetta, perché mio papà quando andava nei mercati si annunciava sempre con la trombetta. Allora, in pane storti ci sono varie teorie, però ci sono anche di 2 tipi, ce ne sono di 2 tipi, di dolo, e sono più simili ai babà, e poi i pane storti dei Romani, con tutte le loro famiglie che nel fine 800, primi 900, tra cui mio papà e mio nonno, i Aseo, i Mufui, i Cedei Storti, i Dori, gli Iati, Rino Iostra, Nano Campana, un'infinità di persone della borgata storica di Romano producevano questi pane storti. Pertanto e ci sono anche le testimonianze, c'è anche una bella foto di un festival dei costumi a Venezia 1930 che ritrae appunto 3 romanotti belli vestiti in pompa magna, scesi a Venezia con il loro mastel de legno e la panna e gli storti, e infatti quando sono saliti sul palco per mostrarsi i pane storti del Romano, tutti li conoscevano, ma ahimè, Alex, ho trovato un documento che sembrerebbe che una famiglia di San Vito del primo 800 producesse questa laccornia che finora era di Romano Dezzelino. Io spero di verificarne l'attendibilità, perché se è vero per me è una pugnalata allo stomaco. Roberto, ci stai dicendo che i pane storti cambiano cittadinanza? Sì, ma dillo sottovoce per piacere, perché questa cosa per me è una sofferenza, anche perché tu immagina mio papà, mio nonno e la mia borgata, andremo a fondo, sai, comunque. E invece, sai cosa? Sapete, coi pane storti, poi ci ho scritto un libro, Il cavallo del Grappa, proprio perché ha come minimo comune denominatore questo promontorio della Valle Santa Felicita, un promontorio dove andavano i miei zii, mio papà e quant'altro, produttori di pane storti, formaggio, civiltà contadina. E l'ho affiancato anche a chi ama mantenersi in forma sul Grappa, il turismo moderno, quelli che corrono anche sul cavallo, sul sentiero del cavallo, e tra questi mi ha ispirato questo racconto, questo romanzo, il giovane Fabrizio Bevilacqua, morto sul sentiero del cavallo come mio zio. Lui però è morto il 30 di maggio del 2020, 2 anni fa. E il libro ha riscontrato grande successo. A questo punto ci ho fatto pure uno spettacolo teatrale, e sarà uno spettacolo molto intenso, minimal, che portiamo in scena domani sera, sabato 2 aprile alle 21 nel Teatro Ognoato di Sacro Cuore di Romano Dezzelino. Contattate la biblioteca per le prenotazioni. È organizzato assieme al Comune di Romano Dezzelino, la Proloco e l'associazione della Seriola, il Palio di Romano. Perché i pane storti comunque
identità o meno, sono stati portati avanti in questi 50 anni sempre dall'Associazione del Palio. Pertanto onore e merito anche agli amici della Siriola che si sono fatti carico di queste tradizioni e con onore oggi le stiamo valorizzando. Una domanda d'obbligo anche. Uno scoop per noi di Focus TG, insomma i pane storti. In esclusiva. Non sono di Romano. Però ditelo sottovoce perché la cosa anche insomma, sottovoce, proviamo a dirlo sottovoce. Io mi toccherà fare una riedizione del libro, lo spettacolo va avanti, the show must go on, cioè io ragazzi lo spettacolo lo porto in scena. Ma la comunità di Romano come ha preso questa notizia scioccante, perché qua insomma andiamo a sgretolare il mito. Alcuni si sono avvicinati a Dio attraverso il nome di Dio invano e altri invece mi dispiace, altri proprio non ne vogliono sapere. Però insomma non c'è grande entusiasmo attorno a questa notizia perché insomma è sempre il nostro fiolla, i pane storti. Per addolcire un po' la notizia mangiamo un cono di pane storti, giusto? Sì, ma sì, ecco. Non col cotone però, sì, Alex. non col cotone. Però insomma dovrò passare i documenti a Otello Fabris, lui che è l'esperto enogastronomico di Bassano, però Otello te a camminare solo di me prima che te daga, perché... Roberto, una domanda per lei, perché è così importante portare avanti queste tradizioni? Le tradizioni, io... chiamarle, se io invece di chiamarle tradizioni le chiamassi patrimonio immateriale, perché è un modo nobile per spiegare un'identità, un qualcosa di genetico, di nato negli anni e che ha un suo perché dell'esserci, dell'identificare una zona, una località, una lingua. Le tradizioni sono importanti perché sono lo stimolo per aggregare un paese. Attraverso lo stimolo del Palio di Romano, della Corsa dei Mussi, noi di Romano nasciamo, cioè il nostro evento, il Palio di Romano nasce nel 71, 7 febbraio 1971, con la Corsa dei Mussi. Erano i nostri animali che avevamo tutti, io stesso avevo l'asino in casa quel periodo. E dopo si è rielaborata questa tradizione sviluppando la civiltà contadina in modo didattico ed estrapolando quelli che erano movimenti e usi abitudinari in qualcosa di importante. E abbiamo visto che creando appunto gli angoli rustici le persone hanno avuto un motivo in più per muoversi, uscire dalle case e trovarsi nelle contrade, di conseguenza a creare tessuto sociale. Cavalga è tutto, ma non sta a cavalga il palio ai romanotti. Questo per dire un po' quanto è importante la motivazione, qualunque essa sia. Portiamo ancora l'abitudine di dar fuoco, di mettere nella stufa i ramoscelli di olivo, benedetto se arriva la grandine. Per noi è importante accendere la candela, anche se arriva la grandine, o comunque a partecipare alla festa della Candelora. Le tradizioni sono patrimonio immateriale e per fortuna anche ad esempio tutte le figure della favolistica popolare che sono frutto di tanti altri motivi per cui queste nascono dalla fantasia delle persone. Insomma, possiamo chiudere dicendo che in un momento di crisi economica come questa le tradizioni sono un patrimonio, come diceva il nostro ospite Roberto Poppi Frison, che ci aiuta a sentirci e essere più ricchi, insomma. E uniti anche, Alex. Assolutamente. Noi ringraziamo Roberto Poppi Frison per lo scoop, per insomma averci accompagnato in questo viaggio proprio nel patrimonio veneto delle tradizioni. E anche per la trombetta dell'inizio che ci ha fatto vedere un allora, sigla, fiato alle trombe e maestro Turchetti. Allora, con le trombe è entrato, con le trombe adesso uscito. Ci saluta. Noi Sharon andiamo avanti con quale notizia? Abbiamo parlato di tradizioni, parliamo di tradizioni sportive nel Vicentino perché siamo alla 30ª edizione della gara automobilistica Salita del Costo.
Pronti, partenza via! I bolidi scaldano i motori. L'1, il 2 e il 3 aprile torna il profumo di benzina, le mani sporche di olio, l'incanto della salita del costo. La gara di velocità che quest'anno compie 30 anni. Fuori dal finestrino sfila il paesaggio suggestivo dell'altopiano. Si sgomma da Bramonte di Cogollo del Cencio e via, si corre su. Le mani al volante come artigli, di curva in curva, tra rettilinei infaticosi e tornanti chiusi, in un percorso che si snoda per 9.910 metri sulla strada provinciale 349 fino al traguardo in località Campiello. Rombano i motori moderni e storici, carrozzeria all'avanguardia e quelli di un tempo, tra leggenda, nostalgia e palpabile avvenire. È una salita che presenta delle condizioni incredibili per i piloti, perché è un asfalto molto liscio. Dalle altre parti nelle gare in salita trovano sconnesso e quanto altro. Qui abbiamo veramente una salita che assomiglia quasi a una pista, quindi è molto amata da quelli che sono i velocisti della salita. Non a caso abbiamo i migliori di questa specialità al nastro di partenza. Ruggiscono i motori come il tempo superato ma non dimenticato degli albori dell'automobilismo, quando su percorsi sterrati, polverosi, in salita si correvano i primi gran premi e i piloti erano pionieri, un po' folli, un po' eroi. Oggi invece su questa salita del costo sfida e divertimento profumano di sicurezza e responsabilità. E poi tra tanti motori feroci ci sarà il pubblico che torna sul percorso dopo i vuoti e le assenze della pandemia. È chiaro che con il pubblico è un'altra cosa, si sente di più, si sente l'entusiasmo anche delle persone che sono appassionati di questo sport di motori. Appassionati tanti, e c'è chi aspetterà i bolidi nel parco chiuso di Piazzale della vecchia stazione a Cesuna di Roana. Lì ci sarà la premiazione, ci sarà anche la possibilità di utilizzare un simulatore da parte dei ragazzi dei più piccoli e direttamente la possibilità di andare a stretto colloquio con i piloti per farsi mostrare magari queste auto che arrivano sul posto. Lo abbiamo visto tra ieri e oggi, ha piovuto, però non è ancora abbastanza, Alex. No, non è ancora abbastanza. Chiudiamo questa edizione di Focus TG prima di salutarci con il punto sul meteo, perché pioverà poco, almeno così sembra, fino a stasera. Poi nel fine settimana le precipitazioni caleranno e noi abbiamo fatto il punto della situazione con l'ARPAV. Con Emilio Cappellari, vicepresidente della CIA di Padova, stiamo osservando una pioggia leggera, purtroppo se ne aspettava di più, i contadini aspettano il momento buono per seminare, insomma con questa poca pioggia siamo punte a capo, mi sembra. Ha assolutamente ragione, questa pioggia non è assolutamente sufficiente, tant'è che i nostri terreni sono aridi e probabilmente lo resteranno e noi avremo grosse difficoltà nella semina del mais e avremo anche grosse difficoltà nella gestione di cereali autunno-vernini. Ecco, le semine possiamo dire che sono ferme, Cappellari, è uno anche dei temi di questa protesta, di quest'oggi, chiamiamola protesta, di questo flash mob in prefettura, in provincia. Sì, assolutamente, le semine sono ferme perché seminare adesso vuol dire buttare via veramente i soldi per il seme e questo noi non ce lo possiamo permettere. Anche perché di questi tempi i coltivatori di buttare via soldi ne hanno già buttati con l'aumento dei costi fissi, con soprattutto del gasolio, ma anche del riscaldamento delle stalle per chi ha animali e delle sementi, giusto? Assolutamente sì, le sementi, il gasolio, i concimi, i fertilizzanti sono nel migliore dei casi raddoppiati, se non addirittura triplicati, facendo fare dei costi insostenibili per le nostre aziende. Ecco, costi insostenibili, oggi siete in prefettura, siete stati ricevuti dal prefetto, cosa gli avete segnalato in particolare? Perché il prefetto è il rappresentante del governo in provincia. Chiaro, cerchiamo di portare le nostre istanze e cerchiamo di proporre anche delle alternative valide affinché le nostre aziende possano superare questo particolare momento di crisi e possano garantire un prodotto di qualità e sano ai nostri consumatori. Non è che servono dei fondi del PNRR anche all'agricoltura in Italia? Sicuramente sì, il PNRR può essere una grossa opportunità per il nostro settore, per costruire invasi, per contenere l'acqua e quindi mitigare la siccità o per altre opere strutturali che sicuramente ci possono aiutare. I tempi si fanno urgenti però.
stretti. Sì, questo sì, e quindi oggi noi siamo qui proprio per chiedere anche un immediato riscontro per le problematiche più urgenti, quali appunto la siccità e i costi delle aziende agricole. 13:30, per oggi è tutto. Alex, diamo appuntamento a domani? Domani puntuali alle ore 12 con l'informazione di Focus TG. Vi Grazie aspettiamo. a tutti.